Io credo che sia la collocazione naturale di Calenda, perché è vero che Calenda a livello nazionale dice noi votiamo anche dei provvedimenti, non guardiamo alle persone ma guardiamo ai provvedimenti, ma nel caso di specie insomma è più connaturale la loro posizione all'interno del centro-sinistra. Io confido che loro ci saranno insieme alla lista di Renzi, penso che faranno un listone unico, come ad esempio i civici. Stiamo chiudendo, ma quando si tratta di regione o quando si tratta della politica nazionale, due schieramenti secondo me è la cosa giusta, ci si confronta su programmi e idee, due schieramenti compatti, quindi per quello che riguarda il centro-sinistra che va dal centro Calenda alla sinistra di AVS, comprese le liste civiche, e per quello che riguarda la destra che va dalla Lega a Fratelli d'Italia con Forza Italia. Le posizioni diverse tra centro-sinistra e centrodestra sono chiarissime, insomma noi siamo per come dire, qualcosa di collegato ma di condiviso, mentre loro sono molto per la persona, come dire, il leader che avanza. Noi siamo per un lavoro collettivo che magari è più difficile, però può essere più, come dire, interessante come risposta ai cittadini.